di appalti truccati radicato nel Triveneto ed esteso in tutto il territorio nazionale, quanto emerso dalla maxi inchiesta della Guardia di Finanza di Gorizia, perquisizioni anche a Treviso. Ieri sera in Consiglio dei Ministri la bozza dell'intesa sull'autonomia dal Premier Conte e la garanzia dell'impegno, ma ancora nessuna data certa. Zaia preintesa entro l'autunno. Batterio killer, ispettori della Regione anche al Cafoncello di Treviso per i pazienti che dovessero avere dei sospetti a disposizione un ambulatorio. Ha urtato con l'auto un anziano in centro a paese senza fermarsi a soccorrerlo. I carabinieri stanno cercando l'automobilista. Fondamentali potrebbero essere le telecamere di videosorveglianza. Domenica è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Nella Marca sono in consistente crescita gli ammonimenti da parte del questore a uomini violenti o minacciosi. Quando il proprietario è indigente, le spese veterinarie per l'animale domestico le paga la Regione. Si parte con l'uso 2, ma Zaia annuncia entro l'anno prossimo esteso a tutta la Regione. Lo storico batterista dei Pooh, Stefano Dorazio, nella Marca per presentare il suo libro e tra una battuta e l'altra non è escluso che i Pooh possano tornare a riunirsi anche per un solo giorno. Dorazio che stasera sarà ospite di 20 e 10. Buonasera e ben ritrovati con le notizie da Treviso e provincia. In primo piano dunque la maxi operazione della Guardia di Finanza di Gorizia che ha scoperto un sistema di appalti truccati radicato in tutto il Triveneto. L'indagine è partita da un'opera pubblica del capoluogo isontino, diverse perquisizioni anche in Veneto e nella Marca trevigiana. Il governatore Zaia dice si controllino opere pubbliche ed appalti, l'importante è che si dia comunque la certezza al cittadino che ha davanti un amministratore onesto. È un gruppo di imprese del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, il nocciolo duro di aziende sulle quali sta indagando la Guardia di Finanza per un radicato giro di appalti truccati del valore di oltre 1 miliardo di euro esteso a quasi tutto il territorio nazionale. Le gare per l'affidamento di opere pubbliche sotto indagine riguardano la manutenzione e costruzione di varie infrastrutture. L'inchiesta è partita da un cantiere per la sistemazione del centrale Corso Italia Gorizia e poi si è estesa nel Triveneto e in altre regioni italiane, in tutto 14. Hanno organizzato un sistema per spartirsi tra di loro gli appalti in zone rientranti nel Triveneto e poi in altre zone del territorio nazionale operavano sempre questo gruppetto di imprese stabili aggregando di volta in volta poi delle imprese locali. Diverse e importanti le stazioni appaltanti coinvolte nelle sedi delle quali i finanzieri stanno acquisendo documenti. Autostrade per l'Italia, ANAS, Friuli Venezia Giulia Strade, Veneto Strade, Autovie Venete, commissario per l'A4, concessioni autostradali venete, commissario per l'emergenza traffico in provincia di Treviso e Vicenza, le società che gestiscono gli aeroporti di Trieste, Treviso, Venezia, Verona e Bologna, la regione Friuli Venezia Giulia e le società competenti per i porti di Trieste e Monfalcone. Abbiamo verificato, ma lo approfondiremo anche all'esito di questa attività odierne, una serie di gravi problematiche sia nell'esecuzione delle opere. E parlo di forniture di materiali non conformi e con relativi reati ipotizzati di frode nelle pubbliche forniture. Poi c'è un aspetto ambientale anche che stiamo verificando. Perquisizioni e sequestri delle fiamme gialle hanno riguardato 120 società e 220 soggetti. Nessuno è stato ancora arrestato, un centinaio le persone indagate, ma potrebbero diventare di più. Al momento sono circa un centinaio, ovviamente l'indagine è ancora in corso, si dovrà fare poi il riepilogo della situazione in base agli elementi che saranno acquisiti anche all'esito delle attività odierne e quindi è un numero assolutamente suscettibile di modifica. E in merito proprio a queste indagini il gruppo Save, Autostrade per l'Italia e CAV Concessioni Autostradali Venete precisano in diverse note di risultare parte offesa nell'indagine e contemporaneamente dicono di essere pronti ad offrire la più ampia collaborazione agli organi inquirenti fornendo tutta la documentazione richiesta e le informazioni del caso. Adesso l'autonomia, ieri sera la bozza dell'intesa in Consiglio dei Ministri, dal Premier Conte rassicurazioni e il governatore Zaia dice di chiudere entro l'autunno.
In Consiglio dei Ministri ho chiesto un impegno preciso e tempi celeri per la firma dell'intesa con il Veneto. Il Premier Conte ha garantito personalmente, questo è un segnale chiaro dell'importanza che questa partita ha per il governo. Ora ricomincia il mio pressing e dobbiamo dare presto una risposta concreta alle legittime istanze di Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna. Così il Ministro per gli Affari Regionali Erika Stefani dopo il Consiglio dei Ministri di ieri, dove l'esponente leghista ha portato sul tavolo la bozza dell'intesa sull'autonomia. Il Ministro ha voluto accelerare i tempi dopo che il Vice Premier Salvini aveva parlato del documento in Consiglio dei Ministri entro l'autunno. Il Ministro Stefani è stata strepitosa e lo è anche perché ha presentato il progetto del Veneto già il 2 ottobre. La Lega c'è, lo vota questo progetto subito senza nessun problema, i 5 Stelle devono solo dire al mondo intero se lo vogliono portare avanti oppure no, evitiamo che diventi un'agonia. Rassicurazioni e l'impegno del Premier Conte, anche se al momento manca una data certa, ma il governatore Zaia non crede che vi sia il rischio di un nulla di fatto e di un passo indietro degli esponenti del Movimento 5 Stelle. I 5 Stelle hanno sostenuto il referendum in Veneto, hanno ammesso nel contratto di governo l'autonomia e l'ha messa anche nel DEF. Si cita sempre il contratto di governo, guarda caso qui c'è scritto autonomia. Positive anche le dichiarazioni del sottosegretario Stefano Buffagni, esponente dei 5 Stelle. Io sono concorde con Salvini, credo che ci sia la possibilità di avere una preintesa in tempi ragionevoli. L'obiettivo, ha concluso Buffagni, è quello di farlo il prima possibile, un'accelerazione che auspica anche il governatore veneto. Si è parlato dell'autunno e l'autunno deve essere. Batterio killer, ispettori della regione anche al Cafoncello di Treviso, dove verrà aperto un ambulatorio per quei pazienti che hanno dei sospetti e che potranno sottoporsi a degli esami del sangue. Qualche giorno fa sono arrivati anche a Treviso gli ispettori della regione inviati su richiesta del Ministero della Salute per far luce su alcuni casi di morti sospette in Veneto che sarebbero legate al batterio killer Mycobacterium chimera. La regione Veneto ha sostanzialmente messo in campo un gruppo di lavoro, perché all'interno dello stesso gruppo noi abbiamo anche il dottor Scatton, che è il nostro primario di malattie infettive, che va sostanzialmente a verificare in tutti gli ospedali che hanno utilizzato quella macchina. Al centro dell'attenzione i reparti di cardiochirurgia. Il batterio chimera, infatti, come scoperto anni fa, si forma nei macchinari utilizzati in tutte le sale operatorie, non solo italiane ma anche europee, per la regolazione della temperatura del paziente durante un intervento e che poi viene rilasciato nell'ambiente. Fino a poco tempo fa, prima della morte di un anestesista di Vicenza, il nostro paese sembrava escluso dall'emergenza. Ad oggi sono 6 in Veneto i casi sospetti, 2 in Emilia Romagna. Per Treviso, a parte un episodio sospetto risalente al 2011, è difficile quantificare i potenziali casi, spiega il direttore generale Benazzi, che poi aggiunge: dire ai pazienti che hanno loro pensano un ragionevole sospetto eccetera di poter venire nell'ambulatorio che stiamo creando dando la titolarità al dottor Rigoli per poter fare un semplice esame del sangue, un'emocultura, e poi verificare se effettivamente c'è questo rischio. Intanto il Ministero della Salute ha chiesto alle regioni dati su eventuali casi di infezione invasiva da chimera e un approfondimento dei dati raccolti a partire dal 2016 dall'Istituto Superiore di Sanità. Innanzitutto con la preoccupazione di mettere in sicurezza la vita e la salute dei cittadini. È giusto garantire sicurezza, fare chiarezza fino in fondo e se ci sono delle responsabilità chi ha sbagliato deve pagare. Queste le parole del governatore Zaia, che cresce in termini di consensi. Luca Zaia è l'uomo da non perdere. I veneti non sono disposti a vederlo andare a Roma, lo vogliono qui nella nostra regione. A stabilirlo l'analisi di Demos. Insomma, il governatore è sempre più riferimento condiviso in Veneto. Il presidente, infatti, nell'indicazione che emerge dai dati pubblicati oggi all'interno dell'osservatorio sul nord-est, ha ottenuto ben il 76% dei giudizi positivi. È la personalità più apprezzata. Lo seguono i vertici del governo giallo-verdi, il vice premier Salvini con il 71%, il presidente del Consiglio Conte con il 62% e l'altro vice Di Maio con il 50%, in calo di consensi insieme ad altri 2 esponenti pentastellati, lo stesso premier e Beppe Grillo. Mentre Renzi si ferma al 18%. Ad aumentare in maniera consistente solo il gradimento riservato a Luca Zaia, che rispetto a prima ha visto crescere il consenso di ben 7 punti percentuali. Luca Zaia, soprattutto in occasione del maltempo delle scorse settimane, si è messo al centro del coordinamento della gestione della crisi, sempre operativo, giubbotto della protezione civile addosso, non ha mai mollato le popolazioni in quei terribili giorni,
Non solo, ma lui stesso è stato la voce del grido dei dolori dei bellunesi e si è fatto promotore e garante di una raccolta fondi dedicata attraverso un conto corrente regionale ed è diventato così l'uomo a cui i veneti guardano oltre ogni altra posizione ideologica. Tra gli elettori della Lega il gradimento è quasi unanime, il 92%, ma raggiunge il 77% tra i sostenitori di Forza Italia e il 66% tra quelli del Movimento 5 Stelle. Smantellata dalla polizia di Cagliari una cellula criminale nigeriana, tra le figure apicali un uomo di Treviso. Un vero e proprio clan mafioso nigeriano con affiliazioni e punizioni corporali per chi non rispettava le regole. Un gruppo criminale sgominato dalla polizia di Cagliari, 27 le persone fermate e 36 gli indagati. Tutti sono accusati di associazione a delinquere di stampo mafioso, tratta di esseri umani aggravata dallo sfruttamento della prostituzione e traffico di droga. Un'organizzazione che aveva ramificazioni sia a livello nazionale che internazionale. Nel corso delle indagini infatti sono emersi numerosi contatti con questo clan ed altre cellule criminali di matrice nigeriana ed esattamente con la Gran Ibaka a cui faceva capo un 32enne residente a Padova e la World Ibaka guidata da un nigeriano residente invece a Treviso. Queste ultime risultavano essere figure apicali. Durante le indagini della squadra mobile degli uomini della prima sezione criminalità organizzata, i nigeriani sono stati a lungo pedinati e controllati. In un capannone vicino a Cagliari venivano organizzati dei veri e propri general meeting con la partecipazione di tutti gli affiliati per assegnare compiti ed impartire le direttive. Un automobilista ha urtato un'anziana questa mattina a Paese e poi si è allontanato senza soccorrerla. Era appena uscita dalla chiesa quando è stata urtata dalla macchina. L'incidente è avvenuto lungo via San Luca, la strada che da Paese porta a Padernello, poco prima delle 10. Ad un tratto una vettura si è avvicinata troppo alla donna, 81 anni, e l'ha urtata. L'anziana è caduta a terra sbattendo la testa. L'automobilista però, anziché fermarsi e prestare soccorso, ha continuato la corsa senza neppure frenare. Subito è stato dato l'allarme, sul posto sono arrivati gli uomini del SUEM 118 che hanno trasportato l'81enne in ospedale a Treviso. La donna avrebbe riportato anche la frattura del femore. Le indagini dei carabinieri per risalire l'automobilista. In queste ore i militari stanno cercando eventuali testimoni che possano aver visto la macchina. Per ora si sa solo che si tratta di una vettura di colore scuro. Intanto i carabinieri stanno anche controllando se in zona ci sono telecamere di videosorveglianza per acquisire le immagini. Domenica la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Nella Marca sono in consistente crescita gli ammonimenti da parte del questore a uomini violenti o minacciosi. Violenza sulle donne, sensibilmente aumentato il numero degli ammonimenti emessi dal questore di Treviso Maurizio Dallemura nell'ultimo anno. Dai 3 del 2017 ai 9 del 2018 i provvedimenti per episodi di violenza domestica, lievitati da 11 a 18 quelli invece per atti persecutori. Gli ammonimenti sia per la violenza domestica che per atti persecutori sono aumentati tra il 2017 e il 2018, ma questo non è un fatto negativo, è che la gente, in questo caso le persone vittime di questo tipo di abusi e violenze, sta acquistando maggior fiducia e quindi denuncia di più gli episodi che li vedono coinvolti e ci permettono di poter emettere i provvedimenti che ad oggi, almeno a Treviso, una volta sanzionate le persone, non hanno visto casi di recidiva e questo lo consideriamo un altro successo. Questo è un dato molto significativo e tranquillizzante per le donne che accedono al centro antiviolenza, in quanto loro hanno spesso molta paura, cioè il freno principale è la paura di ritorsioni nel momento in cui viene fatta la denuncia, la segnalazione e paura di perdere i figli e tutte le difficoltà che le donne hanno. Dato emerso nel corso della presentazione delle iniziative messe in campo dalla Polizia in collaborazione proprio con Telefono Rosa e Comune di Treviso in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne il 25 novembre. Venerdì 23, nell'ambito del progetto Questo non è amore, il camper della Polizia sarà in piazzetta Aldo Moro per dare informazioni e far sentire alle donne che una via d'uscita c'è. Il grosso del lavoro sta nell'intercettare le vittime di violenza, spesso mogli o compagne di uomini istruiti, benestanti, al di sopra di ogni sospetto.
detto. E questa è anche un po' a volte la difficoltà per la quale le donne non denunciano, e cioè chi mi crederà se un uomo così di successo, un uomo che ha una facciata sociale così positiva, non mi crederà neanche mia madre, quindi questa è un po' la difficoltà. Un sudamericano di 35 anni è stato arrestato dalla polizia di Treviso. L'uomo era alla guida di un'auto quando ad un tratto alla vista degli agenti ha accelerato ed è fuggito. Ne è nato un inseguimento lungo le vie di Treviso fino alla Noalese, dove l'uomo è stato bloccato. Subito i poliziotti hanno notato che era in uno stato di agitazione. All'interno della scarpa il 35enne aveva occultato una carta d'identità apparentemente regolare ma riportante elementi contrastanti rispetto a quelli contenuti nelle banche dati della polizia. L'uomo, infatti, secondo il documento, risultava essere un cittadino italiano, diversamente da quanto risultato invece dai controlli più approfonditi. Il sudamericano è stato accompagnato in questura. Sulle sue spalle ha numerosi precedenti giudiziari. Ora è stato arrestato per il reato di falsità materiale. Ci fermiamo per pochissimi istanti di pubblicità, tra poco. Di nuovo in diretta per parlare di liberalizzazione dell'A27 con il sindaco di Treviso Mario Conte, che attacca l'amministrazione che lo ha preceduto. Mi meraviglio che quella lettera fa riferimento alla lettera contenente i motivi del no al provvedimento, sia rimasta chiusa in un cassetto e nascosta agli altri sindaci. Pericolosa da un punto di vista politico e molto costosa. Tra le carte di Cassugana spunta la lettera che la società Autostrade inviò al comune di Treviso nel 2017 per spiegare i motivi del suo no all'ipotesi di liberalizzazione del tratto di A27 tra Treviso Nord e Treviso Sud, su cui transitano ogni giorno circa 2250 veicoli. Perdita di incassi prevista 3 milioni di euro all'anno, che qualcuno dovrebbe tirar fuori, e cioè i comuni. Numeri esorbitanti, figurarsi se la liberalizzazione dovesse arrivare a Conegliano. Il sindaco Conte non risparmia la frecciata al suo predecessore Manildo. Dispiace un po' che questa lettera sia stata tenuta nascosta nei cassetti, anche perché di fatto dava delle risposte, che è un percorso molto complicato perché Autostrade giustamente non vuole creare un precedente e soprattutto ha dei costi enormi da sostenere per l'amministrazione comunale, che significherebbe far pagare un virtuale pedaggio anche a coloro che l'automobile non la utilizzano, o addirittura chi non ce l'ha, perché sarebbero 3 milioni di euro all'anno da pagare per liberalizzare il tratto Treviso Nord, Treviso Sud. Strada piena di ostacoli, se non addirittura impercorribile, dice Conte, che vuole incontrare la direzione di Società Autostrade, ma senza riporre grandi speranze in questo confronto. Mi stupisco un po' anche dei comuni limitrofi che hanno continuato a portare avanti questa battaglia, e mi viene il dubbio che forse non fossero a conoscenza di questi particolari economici e anche del fatto che non ci fosse la volontà in quella fase nel 2017 di liberalizzare. Adesso comunque chiederò un appuntamento al presidente di Autostrade per presentarmi come nuovo sindaco della città di Treviso e capiremo se ci sono delle possibilità, però credo che in quella lettera sia stata chiara la volontà di non andare nella direzione della liberalizzazione del tratto autostradale. Per chi da tempo invoca la liberalizzazione della tratta, e lo ha fatto ancor più a gran voce con la piena del Piave e la temporanea chiusura di Ponte della Priula, la risposta di Autostrade è una doccia fredda. Prendiamo atto di questa risposta, anche se per noi sarebbe di fondamentale importanza la liberalizzazione, anche perché consentirebbe veramente un deflusso più corretto dei flussi di traffico sul nostro territorio, che è altamente congestionato. E adesso l'iniziativa rivolta ad anziani indigenti che hanno degli animali domestici in casa. Non solo cagnolini, ma anche gatti, coniglietti, tartarughe, criceti ed altri ancora. Se è vero che la compagnia di questi animali riveste un ruolo sempre più importante nella sfera degli affetti personali, a qualsiasi età, per gli anziani può diventare un autentico conforto contro la solitudine, oltre che un valido aiuto nei percorsi terapeutici per malati oncologici. E la pet therapy, non a caso, è ormai una pratica riconosciuta e sempre più diffusa. Ma cosa fare quando ad esempio la pensione, in alcuni casi troppo magra, dopo le spese per affitto, cibo, medicine e bollette, si esaurisce impedendo al nonno o alla nonna di provvedere come si deve alle cure del proprio cagnolino? Niente paura, ci pensano la Regione Veneto e l'ULSS. Io direi che questo però lo vogliamo far diventare, dopo questa fase sperimentale, una legge regionale.
Una legge regionale in cantiere per l'anno prossimo per facilitare e favorire l'accesso alle visite veterinarie agli animali di compagnia appartenenti ad anziani in condizioni di indigenza economica. Un servizio che a Conegliano ed in tutto il distretto sanitario di Pieve di Soligo è già realtà. Grazie all'accordo tra azienda sanitaria, Rotary Club e medici veterinari, da oggi gli anziani che non se lo possono permettere potranno visitare, vaccinare e dotare di microchip gratuitamente i propri piccoli amici. Perché prendersi cura di loro significa in fin dei conti prendersi cura anche delle persone a cui fanno compagnia. Arcinoto, chi si occupa di pet therapy, una volta si chiamava, adesso TA, sa bene che la qualità della vita in termini di autogestione, di mantenimento dello stato fisico, di interesse, di relazioni sociali passa anche ed è migliorato attraverso la presenza di un pet, cioè di un animale da compagnia. Per usufruire del servizio sarà sufficiente rivolgersi agli uffici del proprio comune di residenza. Fa presente questa sua esigenza all'assistente sociale, a chi lo assiste, insomma all'impiegato del comune, il quale semplicemente ci manda una comunicazione, viene semplicemente lì e viene fatto quello che si deve fare, quindi visita, vaccinazione, se del caso la microcippatura e anche la sterilizzazione a totale titolo gratuito. Passaggio trevigiano per Stefano Dorazio, il batterista dei Pooh. A Mogliano ha presentato il suo ultimo libro e questa sera sarà ospite di Antenna 3 a 20:10. Stefano Dorazio, un mito che è crollato quando si è sposato perché era lo zitello d'Italia. Sì, in effetti dopo 70 anni, 69 per l'esattezza, di onorato zitellaggio, una certa notte considerata in quel della Arena di Verona, in una diretta televisiva usando il mezzo pubblico a scopo privato, mi sono detto: io Tiziano tieniti libero il 12 settembre che per il mio compleanno mi faccio un regalo, mi sposo. Così è iniziato un altro capitolo della storia del batterista dei Pooh e molto altro ancora. Perché Stefano Dorazio, che ha scelto il Veneto e la città degli innamorati per eccellenza per annunciare il suo matrimonio, è anche l'ideatore di musical di successo come Pinocchio o Aladdin, o in questo caso autore non solo di canzoni ma anche di libri di successo. Quarta ristampa per questo Non mi sposerò mai, con appassionati arrivati da tutto il nord-est ieri sera per l'incontro con l'autore, che non si è risparmiato con le battute. È un libro involontario, in quanto io ho cominciato a scriverlo più per appuntarmi delle situazioni che venivano fuori, che erano paradossali, comiche se non altro, e quindi a un certo punto mi sono detto, dopo tutti questi appunti, di tutte queste sfighe, di tutto quello che viene fuori ogni volta che uno si va sposando, perché poi tra l'altro adesso sposarsi significa sapere le lingue, perché non c'è più una parola in italiano neanche se t'ammazzi, no? Che abbiamo dal catering al flower stylist, insomma praticamente non si riesce più e ognuna di queste cose ha un sottoprodotto, per cui io per riuscire a organizzare questo matrimonio sono stato in ballo poco, perché fortunatamente da metà giugno a metà settembre passavano soltanto 2 mesi, perché agosto in Italia è come non averlo, e io in quei 2 mesi ho visto di tutto, di più. Tante al termine della presentazione le domande, inevitabile quella del possibile ritorno dei Pooh. Dopo che per tutta la vita avevo detto che non l'avrei fatto mai, non metto mai più limiti alla provvidenza. Non è nei nostri programmi, siamo scesi dal palco con le luci accese, ci è sembrato che fosse una cosa buona e quindi non mi viene in mente che potrebbe succedere di nuovo questo, ma come ti ripeto, sai, la vita è piena di trappole, non vorrei che ce ne fosse un'altra. È tutto, vi lascio previsioni del tempo, grazie per l'attenzione, buona serata. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Ben ritrovati al meteo. Giornata prevalentemente nuvolosa, ma vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto al mattino cielo irregolarmente nuvoloso ovunque, ma senza piogge. Nel pomeriggio tempo solo in parte soleggiato, con un cielo tra il parzialmente e l'irregolarmente nuvoloso. Temperature minime tra lo 6 e i 9 gradi, valori massimi oscillanti invece tra gli 8 e gli 11 gradi. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo il cielo sarà nuvoloso coperto, con possibile qualche debole pioggia locale, più probabile eventualmente sulla costa. Temperature minime tra i 7 e 9 gradi, valori massimi oscillanti tra i 10 e 11 gradi.
Vediamo infine la situazione meteorologica nel Trentino Alto Adige. Su gran parte della provincia condizioni piacevoli con un'alternanza di sole e nuvole su tutti i settori. Le condizioni nel tempo sono ancora determinate dall'alta pressione, ma le massime d'aria divergono leggermente più umide. Temperature minime tra i 6 e 8 gradi, valori massimi oscillanti tra gli 11 e i 13 gradi. Dal Meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi, eleganza e comodità, perché camminare è vivere.